Il Signor i fevelà a Mosè e i disè: Disi ora ai figli di Israele, se una femmina chiapparà su e a partorisarà un maschio e sarà soce par 7 dis e sarà soce come taltin de sos robis. Sui vodis si circonciderà il frutto, poi e resterà anche mo 33 dis a purificarsi dal suo sangue. Non toccherà nessune robe sante e non entrerà tal santuari finché non saranno finiti i dis de sua purificazione. Se invece e partorisarà una frutta e sarà soce per 2 settimane, come taltin de sos robis, e resterà 60 dis a purificarsi dal suo sangue. Quando saranno finiti i dis de sua purificazione per un figlio o per una figlia, i porterà al predi, bielli entrant de tende de convigne, un agnello di un anno, mut di olocausto, e un colombo o una tortorelle a mut di sacrifici di espiazione. Il predi gli offrirà denanda al Signore e al farà per gli la funzione di espiazione e sarà smondeade de sos perdites di sangue. Queste è la legge a riguardo de femmine che partorisce un frutto o una frutta. Se non ha possibilità di offrire un agnello, e chiolarà 2 tortorellis o 2 colombs, un per l'olocausto e che l'altri per sacrifici di espiazione. Il predi al farà per la funzione di espiazione e sarà smondeade. Il Signore disse a Mosè e a Aaron: quando un ha sulla piel dal corpo un sglonfidunch o une gruse o une tacule blanche, che fasi scrupulare une plae di levre, sia di menalu dal predi Aaron o di qualchidun dai predis sia i figli. Il predi alchialarà ben la plae sulla piel dal corpo. Se il pel de plae è diventat blanc e la plae è in dentri rispetto alla piel dal corpo, si tratta di plae di levre. Il predi, dopo di essersi sancirat ben, al dichiarerà soc che l'omp. Ma se la tacule sulla piel dal corpo è blanche, ma non in dentri rispetto alla piel e il sopel non è diventato blanco, il predi all'isolerà per 7 dis che il calè implaiat. Dopo 7 dis, il predi al tornerà a scrutinarlo. Se semearà che la plae si sedi fermate senza slargiarsi sulla piel, il predi lo isolerà per altri 7 dis. Dopo 7 dis, il predi lo tornerà a chialà, salviodarà che la plae non è più blanca e che non si è slargiata gran sulla piel, al dichiarerà che l'omp mont. Si tratta di una gruse. Ma se la gruse si è slargiata sulla piel dopo che si è favviodi dal predi per essi dichiarato mont, allà di tornare a farsi viodi dal predi. Il predi lo chialarà pulit e salviodarà che la gruse si è slargiata sulla piel, il predi lo dichiarerà soc. Si tratta di levre. Quando un alvarà intorsi una plae di levre, si ha di menalo dal predi e chel lo viodarà. Salchiatarà che sulla piel è un sglonfidun blanc, che il pel è diventato blanc e che questo sglonfidun è sulla chiar vive, si tratta di levre zain denante piel dal corpo e il predi lo dichiarerà soc. Non lo tenerà isolato, perché è sicuramente soc. Se la levre è chiappepì sulla piel, in modo di tapponare tutta la piel di quel che è implaiat, d'insomp fin da pit, per là che il predi al chiale,
il predi lo viodarà, e se si sancirarà che la levre e tapone tutto il quarp, al dichiarerà mont che il calà la plae, e sin dut blanc alle mont. Ma quanche comparisarà in lui la chiarvive, al sarà dichiarat soc. Il predi, viodù della chiarvive, lu dichiarerà soc, perché che la chiarvive è soce, si tratta di levre. Se però la chiarvive e torne a diventare blanche, calledi dal predi, e il predi lu chialarà. Salviodarà che la plae è tornate blanche, il predi al dichiarerà mont che il calà la plae, alle mont. Quanche un ha avuto sulla piel un bouillon, che dopo alle guarit, se impegna dal bugnon e ven un sglonfidun blanc o un'etacule blanche, rossite, il malat alla di là fastidiodi dal predi, che lo chialarà e salviodarà che le tacule e in dentri rispieta la piel e che il pel alle diventat blanc, il predi alla di dichiararu soc. Si tratta di une plae di levre saltate fur dal bugnon, ma se il predi chialanlu al viot che tetacule non de pei blancs, che noi è in dentri rispiet alla piel e che si è sfantade, il predi lu isolarà par siet dis. Se la tacule chiappepì sulla piel, il predi lu dichiarerà soc. Si tratta di une plae di levre. Ma se la tacule è restate sempre compagne, senza slargiarsi, si tratta di un segnale lasciato dal bugnon, e il predi lu dichiarerà mont.